Un 2016 di grande soddisfazione dal punto di vista delle cifre, dei numeri, perché con un più 6,5% di presenze continuiamo quel trend iniziato nel 2015 che porta oggi ad avere in questo biennio un quasi più 10%, un più 9,6% e praticamente 690.000 persone in più in Friuli Venezia Giulia. Tutto questo dopo 3 anni molto difficili, il 2012, il 13 e il 14, e tutto questo grazie a un lavoro complessivo che da un lato è guidato da Promoturismo FVG, ma dall'altro vede tutti gli attori del territorio protagonisti, albergatori, operatori turistici, enti locali, perché anche i comuni si stanno molto adoperando, stanno unendo le forze, reti di impresa, insomma un grande sforzo collettivo di questa regione per cercare di dare delle risposte in uno di quei settori che fanno l'economia e che danno un senso anche ai numeri per quanto riguarda la parte dell'occupazione. In particolare abbiamo numeri molto significativi per quanto riguarda la montagna, al mare teniamo bene con numeri molto molto importanti per quanto riguarda il mercato austriaco e tedesco, da dove con un grande lavoro fatto sui bus operator, sui tour operator di tutta l'Austria e di parte della Germania, Baviera ed altri land, ci portano oggi ad avere una presenza aumentata di oltre il 10%. Quindi guardiamo con fiducia anche al 2017 dove abbiamo già nei primi 3 mesi, sta concludendosi adesso marzo, un numero maggiore di presenze e di arrivi rispetto al 2016 e con gli operatori del mare per la stagione che si sta aprendo ora del 2017 che già hanno molte prenotazioni e quindi già con un dato molto molto positivo.